Monsignor Zatti, le reliquie di San Pio X sono finalmente arrivate in cattedrale. Come è iniziata la giornata? La giornata è iniziata in maniera anche molto sobria, ma anche molto intensa. Abbiamo fatto l'apertura, c'erano già delle persone che aspettavano anche di entrare, con nostra sorpresa. Abbiamo fatto la messa alle 7:30, poi la preghiera delle lodi con il Vescovo, di fatto il primo saluto ufficiale alle reliquie del Papa Pio X. Oggi la giornata, come anche domani, scorre abbastanza serena, abbastanza leggera, vorrei dire, nel senso che abbiamo alcuni appuntamenti d'orario per la grande comunità ecclesiale, e poi tutto il rimanente spazio è occupato dalle persone, dai gruppi che volessero presentarsi, che già si sono anche iscritti per la loro presenza. E sarà il modo anche per recuperare Pio X, che è cresciuto nel seminario di Padova dal 1850 al 1858, si è formato proprio culturalmente, spiritualmente e pastoralmente nel seminario di Padova. Quindi per origine Pio X è trevigiano, per formazione, come dire, padovano. Poi il ministero è stato esercitato da Trevigiano, poi a Mantova, poi a Venezia, infine Pontefice. Una figura curiosa che appartiene ormai alla storia, magari non tanto conosciuta dai molti, però un personaggio di cui molto si può parlare anche in senso positivo. Lo stiamo restituendo per 2 giorni alla comunità di Padova. Come si chiama, signora? Giovanna Sciarretta, come sciare, Sciarretta. Giovanna, e un commento sulle spoglie di San Pio X che è qui nella cattedrale. Ha detto una preghiera? Sì, hanno dato una traccia che mi è risultata molto utile per pregare davanti alla spoglia. Sì. La signora gentilmente me l'ha data subito la traccia. Sì. Cosa si aspettava oggi da questa giornata? Conforto spirituale, penso quello. Una persona santa può sempre essere d'aiuto spiritualmente. E lo ricordava già il Papa, questo Papa? Sì, è troppo famoso, non essere ricordato poi dalle nostre parti anche per quello, vero? Lo si conosce un po' di più rispetto ad altri, sì. Cosa ha chiesto al santo? Tranquillità, per me e per la mia famiglia. Grazie. Luciano è venuto qui per le reliquie di San Pio X? Sì, cioè passavo da qui, ho visto che era aperta, sapevo già di questa esposizione, sono entrato per vederlo. Comunque ritornerò domani pomeriggio con la parrocchia e con i miei familiari. E la sua parrocchia qual è? San Brusdocini. Quindi qui vicino. Sì, Santa Rita. Grazie.